Sono Eleonora Radelli del ristorante Santo Bevitore. Il nostro ristorante abbraccia la filosofia del mercato ecosolidale. I nostri produttori lavorano in modo naturale secondo i dettami dell'agricoltura biologica e biodinamica. Ci piace stuzzicare i clienti con alcuni abbinamenti particolari in cucina, come penne di quinoa saltate con lo zafferano, cipollotte e gamberi, oppure una crema di piselli con pancetta steccata. I fagottini di pasta fresca al nero di seppia con pomodorino pacchino e dragoncello. Il nostro bucatino con pancetta steccata, cipolla stufata e riccioli di pecorino. Timballo di riso venere al limone e menta su fonduta di brillant savarelle. Nei secondi invece possiamo trovare una tartare di tonno con ristretto al balsamico oppure una carne cruda tagliata al coltello con ristretto al barolo. Abbiamo anche un filettino di branzino con crema di champagne e pomodorini canditi. I nostri dolci sono tutti fatti in casa, infatti potete trovare una crema di agrumi fatta con arance, limoni e salsa ai lamponi, oppure un aspic di tè nero al caramello sempre fatto con le arance rosse. Inoltre potrete trovare anche una sbrisolona, noi la accompagniamo con una morbida crema al cioccolato bianco e una millefoglie al caffè con vaniglia e cioccolato. Un'ottima occasione per venirci a trovare e per venire a provare le nostre serate degustazione che organizziamo mensilmente. Con questo vi saluto e vi aspetto numerosi. Ciao!